regione siciliana. Un sorriso, una stretta di mano, anche un dono. Lombardo salutava così l'insediamento del suo successore, Rosario Crocetta. Quelle immagini sono soltanto un ricordo sbiadito, piuttosto formale, che si sono trasformate in queste. Attorno a Crocetta e al suo entourage si sta verificando il mercato degli uomini e delle coscienze, sulla base di promesse, allettamenti, forse anche minacce, più vergognoso e indecente che ci sia stato e senza precedente alcuno nella storia della Sicilia. Che ci sia vantaggi, come dire, attorno a idee ed ideali è legittimo e giusto. Che ci sia vantaggi determinando conversioni ridicole da parte di gente che magari nel centrodestra ha svolto 4 mandati parlamentari alla regione o al Parlamento nazionale, non è che puzza di bruciato, puzza di vergogna e di indecenza. E io credo che poi la gente, dinanzi a questi fatti, che magari porteranno qualche voto al cosiddetto megafono, abbia un moto di sconcerto che gli faccia capire, francamente, che quella non è un'area di libertà, è un'area di coercizione, è un'area di corruzione. Un lombardo tonante parla dell'operato politico di Crocetta, etichettato addirittura come coercitivo. E pensare che qualcuno durante la campagna alle regionali mugugnava di un accordo segreto tra i due e che addirittura Lombardo avesse tradito l'alleato Miccichè consegnando a Crocetta la vittoria. Lombardo è reduce da una legislatura travagliata, fatta da 4 rimpasti. Il primo vedeva il suo MPA con PDL e UDC, poi con il solo PDL, finché i contrasti con Berlusconi lo portarono a estrometterlo. Rimasto con il PDL Sicilia, ruppe anche con Miccichè formando il Lombardo Quater, che comprese tra le polemiche anche il Partito Democratico. Lombardo critica aspramente anche l'operato tecnico di Crocetta, a suo modo di vedere simile a quello politico. Da un punto di vista tecnico, come valuta l'operato di questi primi 3 mesi del governo suo successore? Qualche deportazione in massa di dirigenti e di dipendenti regionali, tra i quali si è diffuso il terrore. Qualche colpo ad effetto, la rimozione di un manager che io ad esempio non possiamo dire che era schierato con me, viene da Roma, anche se è siciliano, era un magistrato che si è messo in pensione, che certamente è una persona integerrima e che serve da dare in pasto ovviamente all'insegna della cosiddetta legalità. Poi si vedrà se si è compiuto un atto illegale, come io credo. E poi, come dire, acciuffare le mosche a destra e a manca. Dall'Europa questo governo è tornato a casa con le pive nel sacco, pretendendo di imporre regole che violano invece regolamenti che sicuramente non si cambiano. Intanto Crocetta ha annunciato ieri di aver avviato il procedimento di revoca per quanto riguarda i lavori del MUOS di Niscemi. Facciamo tardi, mi prego.